Parlatini, oggi è arrivata questa sconfitta per 3-1 ed è il quarto KO consecutivo. Dal punto di vista del gioco però si è vista una buona Rotoblast per almeno 3 set, quindi rispetto alle ultime due uscite con 3 score con almeno si è vista comunque un po' di gioco almeno. Sì, stiamo ritornando in condizione, ci stiamo allenando con un buon numero di atleti in palestra e oggi c'era molto cuore, c'era voglia di portarla a casa la partita. Quello che ci è mancato è stato un po' di lucidità in alcuni momenti dell'incontro, che contro una squadra così paghi. Però abbiamo avuto le palle per chiudere il terzo set e sarebbe stata tutta un'altra gara. Nonostante aver perso 30-28 quel set, siamo stati bravi a rimanere in gara, anche nel quarto, giocandocelo pallone su pallone. È l'atteggiamento che dovevamo recuperare come prima cosa e oggi questo c'è stato. Peccato che non c'è stata quel po' di lucidità in più per portare a casa anche qualche punto. La consapevolezza di giocare così è stato per il fatto che avevate un avversario così forte che quindi vi hanno fatto giocare un po' più tranquilli, o era dovuto al fatto della classifica? No, probabilmente quando giochi contro squadre forti hai sempre quel qualcosa in più da mettere in campo, perché sono quelle gare dove non hai niente da perdere, è tutto da portare a casa. Quello che dobbiamo fare noi invece è riuscire a mettere in campo il nostro modo di giocare contro chiunque. Il salto di qualità sta lì. Allora la prossima giornata, anzi le prossime 2 giornate saranno 2 derby con Argentario, in cui mercoledì andrete a recuperare l'11ª giornata qui all'Arena Biancorossa e poi sabato saremo al Palabocchi invece a affrontare la 22ª e poi ci saranno tutte le partite da recuperare. Sì, esatto. Adesso la prima cosa era trovare il gioco, come ho detto prima, e ci sono viste belle cose. Abbiamo ancora robe da affinare, abbiamo una continuità da trovare. Poi ce la giochiamo fino alla fine, sarà una guerra fino in fondo perché con 4 retrocessioni c'è sono molto accanite anche le altre squadre, nessuno vuole andare giù e quindi dovremmo essere bravi, dovremmo meritarsela sul campo a questo punto questa salvezza. Grazie Luca, in bocca al lupo. A te.